Siamo venuti a fare un sopralluogo insieme al direttore della Protezione Civile, al sindaco di Latisana, al coordinatore della Protezione Civile e ad alcuni volontari per verificare lo stato dell'arte del fiume Tagliamento dopo le intense piogge di questi giorni e l'innalzamento progressivo ora intorno ai 6 metri, quindi in una quota ancora di sicurezza, ma con una previsione di picco nel pomeriggio che dovrebbe far raggiungere al fiume un livello di circa 7 metri, 7 metri e 50, sempre comunque all'interno del margine di sicurezza. Però abbiamo voluto verificare di persona lo stato delle cose e per fortuna il forte vento che soffiava dal mare e quindi lo scirocco che impediva il deflusso dell'acqua verso il mare ha cambiato traiettoria ed oggi siamo più tranquilli. Infatti la corrente ci dimostra che il fiume sta scaricando verso il mare e che il rischio per l'abitato di Latisana è scongiurato anche questa volta.